La cheat kiss era un che li ritornello. Non ce la facevi più! E se nei prossimi video commenti loro, gli spettatori, potessero venire qua in studio da noi e farli insieme? Finalmente non si sentirebbe solo la mia risata. Esatto. Salve a tutti, ben ritornati. Ogni giovedì ormai abbiamo questo appuntamento fisso. Io lo ripeto sempre perché, essendo una persona incostante, sono contento che questa è la quarta settimana che pubblico un video di giovedì. Per me già è un risultato assurdo. Approfitto per dirvi che domenica uscirà anche un nuovo format su cui abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando tanto, che non è un videocommento ma è The Playlist. È un quiz show basato tutto quanto sulla musica. E i primi partecipanti del quiz show sono i Protanos, che sono sicuro che molti di voi, tanti di voi, conosceranno, e vi posso assicurare che ci siamo divertiti. La puntata durerà circa 30 minuti. Esatto. Quindi è di quelle cose, no, come il videocommento che attualmente te lo vedi in qualsiasi momento della giornata, ma te lo vedi la sera sul divano, in televisione, eccetera, eccetera. E soprattutto provate a giocare anche voi. Esatto, provate a giocare anche voi da casa, che ci farebbe piacere. All'inizio avevo detto una cosa alla buona checca, ma se qualcuno di voi venisse qua in studio da noi e registrassimo insieme i videocommenti, perché vorremmo far crescere il videocommento, farlo diventare maggiorenne. Quindi non più limitarci solo a fare il videocommento, ma farlo il videocommento insieme e alla fine discutere della canzone. Cioè, vorresti fare tipo una giuria popolare? È una giuria popolare, un videocommento podcast, capito? Potesse essere fatto. Quindi se siete interessati, vi lascio in sovraimpressione l'account da contattare, che è il nostro Hip Hop Vibes. Arriverà il messaggio alla nostra... come si dice? Amministrazione? No, amministrazione. Casting? No, casting. Recruiting? No. One eternity later. La redazione mi è venuta. Vi basterà mandare un messaggio alla nostra redazione e dire: io vorrei partecipare come pubblico. Esatto, magari un video, mandando un video. Esatto, e poi la nostra redazione vi dirà: ok, mandaci un video di presentazione, dici perché dovremmo scegliere te. Chiaramente abbiamo bisogno di persone che siano tutte diverse tra loro, quindi, che ne so, la mamma di famiglia, lo studente, o tipo una mamma che ne più perfettino. Insomma, se volete partecipare alla registrazione dei videocommenti, sappiate che saremo molto felici. Questa settimana mi è stato inviato questo video e secondo me è un po' di tempo che non usciva un video così. Sarà uno di quei video che alla fine tu non vuoi fare sul videocommento, ma a un certo punto diventa un tormentone. Esatto. Andiamo a vedere? Subito. Non mi hai presentato. Scusami, non avevo presentato. Che Grazie a tutti. Apprezzo tantissimo. Basta, giuro, se è solo checca perché Raffaele non c'è potuto essere, ci sarà sicuramente alla prossima. Voglio dire, non è che non ci sono da casa, lo sto montando, ci sono col cuore, no? Un bacio. Ricordo sempre di lasciare un like e un commento, che a noi ci aiuta tanto, e anche i punti hype. Mi dispiace dirvi queste cose scoccianti, lo so, però come soggetti social, YouTube vuole queste cose qui. Ma poi a voi ragazzi, Ma che costa? che vi costa? Ma volete vedere che mo venga a casa vostra e vi baci in bocca? Ma soprattutto perché nei commenti nessuno scrive: checca, ma che bella risata soave che hai. Perché non è suave. Diventa una strega. Vai, andiamo col video commento. Questa è la tipica riunione di condominio. Perché anche lei la già voltrasci. Signora, ma calmato. Diciamo per i poco napoletani, la ciucciuettel, ecco, lei che mette zizzania. Esatto. Che poi la ciucciuettel è pure il gufo. La ciucciuettel è il gufo. Perché spia forse. È boh. Non hai capito niente. Hai capito no? Questa è la nuova stagione di Cosola, come si chiama la serie? Bridgerton. La nuova stagione di Bridgerton questa. Secondo me lei è Lady Danbury, ragazze, se mi capite. Guarda signore come stavo studiando. Vabbè, nei Cornicelli, simbolo della tradizione napoletana, scaramanzia, solite cose. Ah, già sputtanato tutto quanto, tanto poi. Fatto tu come cafana, signore, e poi a un certo punto sei illuata. Cioè, stai in stu carrettine. Sta a ridere, signore. Come non ce l'ha potuto fare. Ma perché state facendo sto bordello? Non ve potete incontrare vicino e parlare? Mi sono fatta così. Sta diventando un palumba, signore, per guardare la signora sopra, sta spizzare. Non è che sale, però. A me, a Moscona, non mi faccio passare. Per i poco napoletani, a Moscoponase vuol dire non faccio passare le cose e le tengo dentro. Non ci hai capito proprio perché? A te è mai passata la Moscona? No! Da me. In orecchie, forse che... Sono le poi zanzare. prandello sui detti. Ecco, faccia paschiato.
Che grazie. Dovremmo tradurre tutto. Sì, Ti devo far morire di invidia. servirebbe Mauro Biglino per tradurre bene questa cosa. Ma scusa, sta canzone a un certo punto canzonerà o è solo una tarantella tra le picchiarelle? Ma poi perché quella che tiene la signora bionda ride? È felicissima di Sì, tenerla. è felice che lo sapeva che erano fatte stavano facendo pizza. Comunque ci sono anche degli sputi. Cioè, senza, mentre parla, parte comunque tanto uomini cicci la rocca. No, o struscino non si può sentire. Allora, o struscino per i poco napoletani, non so quanti poco napoletani ci sono, ma lo strascino è tipo la tirata di capelli. Avete presente quando due donne litigano e si tirano i capelli? Vabbè, A pure da- Napoli si chiama lo strascino. Pure tra due uomini. Pure tra due uomini. Però due uomini si fanno strascino. Fare l'idea. E vabbè, la signora sta continuando alla ciusciata là sopra, ma non è che scende. Ma prima cominciare sta canzone, no? Va bene, signora, ha cominciato a scendere. Almeno vediamo qualcosa di diverso che non sia. Siéntame un po', Ecco qua, è partita la canzone dopo ben 1 minuto e 04. cercherà per me, perdo solo tempo. Non Comunque sembrano, hai presente quei video, ci sta quel video su internet, non so se l'avete mai visto, di due cani che si abbaiano contro con la finestra chiusa, poi aprono la finestra e fanno... e si accarezzano e si coccolano e così, perché poi da vicino non è che stanno... può capire, tu casi invidioso, Ah, ok, quindi la signora bionda è invidiosa di lei. Mo' Esatto. hanno capito il... Sì, ma la l'ha lore detto. del video. Pulissa marito, mo. Ah, quindi il problema c'è anche il marito. Siamo arrivati finalmente ai tradimenti di donne questa volta. Mamma mia. geloso, contro me te faccia sciambarsi. Sta se le stumatori. Immagino che la sera prima se lo ha tipo usato con culo sporco, perché se no non ha senso pulirlo così tanto il giorno dopo. Ma che può fare? Un media rassegnato. Dal cheat kiss era un equilibrio ritornello. Guarda, mi trattengo, non lo canterò. Sai o sai che male te può fare? Adesso stanno avendo una colluttazione molto poco colluttazione. Ma che può fare? Un media calmare. Io ho le mie mani che vorrebbero fare così a timbe, capito? Ma non lo farò. Stai tutto dannato, non te sai capacità. Proprio che la persona anziana si può risolvere, dici. Tu guardi le mie storie perché mi aggiudica. Questo però possiamo dire che lei sta affrontando una cosa abbastanza vera, perché le boomer veramente pensano che chi mi guarda le storie mi può giudicare, ma tu l'hai messo. Ma io boh. Tiene sta malattia, chi ne malvagità. È arrivato il gabibbo. Che è successo? Berandi, perché stanno litigando? Ma che può fare? Sta battendo una canzone. Con me tu puoi schiattare, la mosca sotto naso, che non mi faccia passare. Hai capito? Quindi lei non è inutile. Signora, se voi siete invidiosi perché guardate le storie, sappiate che lei non ve la fa passare liscio. Credimi che è meglio, se non può soffrire. E ovviamente sono rientrate anche altre persone e si sono schierati i due simboli napoletani della scaramanzia. Io non l'ho capito quali sono però. I cornici E le cipolle. E l'aglio. la caparaglia. Signora aglio e signora cipolla. Aglio e cipolla. Insomma, marito e moglie. Non pensa che a me. A me mi piace questo fatto che da un litigio loro hanno cominciato a futreninare. Ah, perché È diventa bellissimo, questo video è bellissimo. Per tutte gelose. Loro però comunque continuano questa colluttazione, ma con un po' di pace di fondo. Cattive e meriose contro me vi faccia sciambazzare. Io pagherei oro per sta mezza all'ora a fare sto fatto. Te lo giuro, ma come mi piacesse a me. Perché? Sape partire il ritornello? Fermati. Fermati a chi? A me? Io mi faccio passare la mosca sotto Io naso. ma faccio passare, ora mi faccio passare mosca sotto il naso. Ieri. Non ce la facevi più! Ok, mi calmo. È stato bellissimo. Tiene sta malattia, chi ne malvagità. Allora, guarda come te lo dico. Mo parte quest'ultimo ritornello. O chiamammo a 20-30 persone e facciamo un grande trenino per fornisce a Piazza Garibaldi. A me questa giornata non andrà avanti. 1, 2, 3. Uè, ma che può fare? Mi piace troppo. Sta canzone, ma voglio un matrimonio quando mi sposo, che la da canto private. Mi piace troppo. E schiatta. Devi esplodere, vuol dire in napoletano, cioè nel senso devi proprio morire di invidia. Mannaggia, ma Sono così soddisfatto di questa canzone che io vorrei che Lucilla diventasse mia zia e io tipo la domenica vado a mangiare a casa sua e a un certo orario c'hai Sam, tu quando cominciamo a fare ma che può fare?
Fateci sapere anche voi nei commenti, perché poi il video commento non è che va fatto sempre solo alle canzoni super trash e così, anche cose così scherzo, pariantone, ci piacciono. E poi ragazzi, se trovate dei video da commentare, Mo che siano super trashoni o che siano così divertenti che noi potremmo fare un po'. Non se ne uscirà più la. Mamma palestra? Una schiatta in orecchio. chissà cosa starà ascoltando quel Bravo. ragazzo. Comunque, come stava dicendo che in effetti, quando trovate questi video, inviateceli su Instagram o a me, @youtuber, o @popvibes, che è la nostra redazione, che vaglia insieme a noi quello che andremo a fare. Vi ricordo l'appuntamento, domenica esce il primo episodio di The Playlist. Vi ricordo di lasciare un like e un commento e di metterci qualche punto hype se volete, che ci fa piacere. E vi ricordo che se volete partecipare a questo esperimento del videocommento con il pubblico, quindi con voi che venite qua al nostro studio e registriamo insieme, vi abbiamo lasciato la mail qua sotto, oppure ci contattate su Pop Vibes. Insomma, adesso noi però ce ne dobbiamo andare. Perché? Perché devo andare a cantare dentro la palestra. Io vado un attimo, subito vengo.